16 febbraio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. Buongiorno da Luca Ciliberti. Oggi interverranno un ristoratore di Niscemi che come tanti altri ha perso tutto e ha bisogno dei ristori per ripartire. Poi il gran maestro dei burattini in collegamento. Domani è il martedì grasso, è perfetto per le maschere, i suggerimenti. E poi un esponente del partito animalista. Ma prima di tutto le notizie e i servizi. Il maltempo purtroppo non molla. A Campofelice di Roccella, nel Palermitano, è esondato in tarda serata ieri il fiume Imera. E di conseguenza è stata prima chiusa e poi riaperta la statale 113. Per fortuna, ha detto il sindaco di Campofelice di Roccella, Di Maggio, la portata dell'acqua sta diminuendo, ecco perché ha riaperto la strada. Sono in contatto con la protezione civile, raccomando a tutti prudenza. Nel Messinese e nella costa ionica del Catanese il maltempo, il secondo ciclone, quello che abbiamo chiamato di San Valentino, colpite soprattutto le aziende florovivaistiche. Per molti di loro la stagione potrebbe essere già finita, ecco perché chiedono lo stato di calamità. Vediamo. Ancora una volta la conta dei danni dopo le mareggiate, il forte vento con punte fino a 100 km/h e le piogge che hanno colpito la Sicilia e il Messinese in particolare nella zona tirrenica, ma non solo, disagi anche nel Palermitano, nel Trapanese e nel Catanese. Il cosiddetto ciclone di San Valentino si è abbattuto sulla costa ionica, dove ad avere la peggio è stato il settore florovivaistico, con serre scoperchiate, alberi abbattuti e piante capovolte, immagini che da sole raccontano i numeri di un disastro economico. Per alcuni vivai la stagione potrebbe essere già finita. Il problema è che appunto il nostro settore la vendita parte proprio a marzo, quindi se non vendi in quel periodo di marzo-aprile sarà un grossissimo problema, perché durante l'anno col florovivaismo è l'unico periodo della primavera in cui si vende. Quindi siamo un po' preoccupati per tutta la situazione. Molte aziende non vogliono neanche ripartire più con i lavori, con perdita quindi oltre che di produzione eccetera anche di posti di occupazione delle persone che attualmente si occupano dell'azienda. Chiesto da più parti lo stato di calamità. Abbiamo stabilito una linea da seguire che tutti insieme abbiamo concordato e che nelle prossime ore, non nei prossimi giorni, ma nelle prossime ore ce ne faremo istanti sia in Consiglio Comunale sia come Giunta Comunale, ma soprattutto coinvolgeremo quelle che sono le istituzioni a livello provinciale, regionale ma anche nazionale. E per le prossime ore attese ancora condizioni di instabilità che potrebbero portare venti forti con rinforzi di burrasca sui settori montuosi e mari mossi. È quello che vedremo questa mattina. Intanto a te Luca per i quotidiani. Grazie Michele. Allora, siamo qui sulla Gazzetta del Sud, nelle pagine interne, c'è un ragionamento complessivo sui soldi che servirebbero intanto per i danni, per ristorare tutte le imprese danneggiate dai danni del maltempo e anche ovviamente gli abitanti. I danni provocati dal ciclone Harry sono stati stimati in 2 miliardi, ma qui il punto interrogativo è d'obbligo perché il decreto di aiuti del governo nazionale non è ancora arrivato e si paventano possibili tagli da parte del ministro Giorgetti. La regione tranquillizza, come sempre in questi casi dice c'è un'interlocuzione costante, però insomma il tema è certamente aperto. 600 i milioni di euro stanziati dal governo regionale per far fronte appunto fino ad ora ai danni dal ciclone Harry, ma c'è scetticismo. Ci spostiamo a Niscemi, dove è stata recuperata la croce, sia pure spezzata inevitabilmente per la caduta. Il simbolo della memoria collettiva locale sarà restaurato e collocato in un posto più sicuro. Vediamo. È riemersa dal burrone quasi intatta la croce di Niscemi, travolta dalla frana che pochi giorni fa ha inghiottito la piazzetta su cui sorgeva, facendola precipitare nel vuoto. Un recupero difficile portato a termine nelle ultime ore grazie a un intervento congiunto del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. La croce era finita in un punto impervio tra pareti scoscese e detriti instabili, rendendo necessarie manovre delicate, attrezzature specialistiche e continue verifiche di sicurezza. Operazioni condotte in condizioni estreme con l'obiettivo di
salvare un manufatto che per la comunità rappresenta molto più di un semplice simbolo religioso. A dare l'annuncio del recupero è stato il sindaco Massimiliano Conti con un messaggio sui social: Forza Niscemi. Dietro l'intervento anche una scelta fortemente simbolica, quella del capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Fabio Ciciliano, che ha disposto l'impiego di uomini e mezzi in un'operazione tanto complessa quanto carica di significato. Un gesto per continuare a dare speranza ai cittadini, aveva spiegato durante la sua recente visita in città. Adesso la croce sarà sottoposta al restauro e trasferita in un luogo sicuro, in attesa di una futura ricollocazione. Era stata collocata su quella piazzetta oggi scomparsa per ricordare la chiesa delle Sante Croci, distrutta dalla devastante frana del 1997. Un cerchio che si chiude tra ferite ancora aperte e la volontà di non dimenticare. Ecco, adesso guardiamo con Luca i quotidiani su questo. Anche qui, insomma, la notizia riportata ovviamente da tutti i quotidiani. Prendiamo la notizia in questo caso dal quotidiano La Gazzetta del Sud. Niscemi, recuperata la croce, e il vescovo: ce la faremo. È ovviamente un simbolo, un emblema diciamo, di questa tragedia. La croce era visibile fino a qualche giorno fa sul fronte del Costone Franoso, poi è crollata, diciamo, è caduta a valle, è stata recuperata ieri, quindi un messaggio di speranza da parte del vescovo. Per me, diciamo, aveva detto la figlia di chi aveva costruito la croce, no? Per me è un grande dolore vedere quel vuoto, quella croce, detto Ignazia Cipolla, che è appunto la figlia di Concetta Dizza, era un segnale importante per quel quartiere Sante Croci. Mia mamma, con tutte le sue forze, aveva raccolto una parte dei fondi necessari per realizzarla e altri li aveva messi lei. La cerimonia di inaugurazione si svolse nel 2019 alla presenza di molte istituzioni. Ieri invece a Niscemi, insomma, poi è crollata questa croce, poi ieri a Niscemi, insomma, è riapparso l'arcivescovo, il messaggio, insomma, è tutto quello che abbiamo visto. Più che altro un simbolo, diciamo, di speranza per questa comunità. Grazie Luca, adesso noi cambiamo argomento, parliamo di cronaca. È la nuova sparatoria a Catania, il terzo caso in una settimana, c'è stato in questo ultimo weekend nel quartiere di San Giovanni Galermo, ferito un giovane di 23 anni al braccio, è stabile, rimane sotto osservazione per diverse ore, è stato in pericolo di vita. Vediamo. Si spara ancora, è il terzo evento accertato nell'ultima settimana. Stavolta la vittima è un 23enne che è ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una ferita da arma da fuoco al braccio. Il giovane è stato trovato da alcuni passanti in via Fava a terra dopo essere caduto mentre era alla guida del suo scooter. Sembra che l'uomo sia rimasto per un po' di tempo sull'asfalto privo di sensi e in una pozza di sangue fino a quando non è intervenuto il personale del 118 e gli agenti della squadra delle volanti. Secondo una prima ricostruzione, la sparatoria sarebbe avvenuta nella notte proprio in via Capopassero, nel rione San Giovanni Galermo, al culmine di una lite per futili motivi. La zona è una florida piazza di spaccio. Sembra che contro il 23enne siano stati esplosi più colpi di pistola e uno solo lo abbia centrato mentre tentava la fuga a bordo del suo scooter. Sull'episodio sta indagando la squadra mobile della Questura di Catania. Vediamo con Luca Ceriberti i quotidiani su questo. Allora, qui siamo sulla Sicilia, nelle pagine di Catania, l'atto di forza e gli spari, quindi c'è diciamo, una spiegazione anche su questa nuova sparatoria in via Capopassero, siamo nel quartiere San Giovanni Galermo, Trappeto per intenderci. È stato ferito un 23enne in fuga, il giovane è stato colpito al braccio, è caduto in via Fava, è stato portato a pronto soccorso del Garibaldi Centro dove è stato operato. Ma che cosa è successo? Nella ricostruzione dell'articolo possiamo leggerlo, insomma, sembra che sia stato un atto di forza tra bande rivali. Quindi che cosa è successo? Un gruppo in scooter sabato notte è arrivato in via Capopassero per far visita agli avversari direttamente sul posto di lavoro. Questa è una florida piazza di spaccio, come sentivamo. Tutti sono scappati in quel momento, diciamo, dopo l'azione di forza, sparatorie diciamo, a destra e a manca, i gruppi si contrappongono, mentre qualcuno fugge, uno di questi che era in scooter è stato colpito al braccio,
e il 23enne poi ha deciso di correre in ospedale. In questa corsa in ospedale è caduto in via Fava. È caduto in via Fava ed è rimasto lì in una pozza di sangue. Quando sono arrivati, e qui lo spiega bene nell'articolo, in via Giuseppe Fava, gli agenti della squadra delle volanti hanno capito subito che non era quello il luogo, diciamo, del conflitto a fuoco, e se ne sono andati subito verso via Capopassero, dove in effetti poi hanno trovato i bossoli. Adesso le indagini sono in corso per capire, insomma, in che condizioni sia maturata questa sparatoria. E a proposito di armi, sempre a Catania i carabinieri hanno trovato in via Principe Nicola una busta di plastica dove c'erano 21 proiettili. Naturalmente stanno accertando per verificare la provenienza e l'eventuale collegamento con i fatti di cronaca recentemente avvenuti a Catania e di cui vi abbiamo riferito, compreso quello di stamattina. Adesso passiamo ad altro, qualcosa di più leggero e anche più piacevole. Siracusa invasa dai tulipani, oltre 100.000 tulipani nel cuore di Ortigia, trasformata in un giorno una piazza affollata e colorata. Vediamo queste immagini bellissime. Passeggiare, vedere tutti i fiori, una cosa bella, piacevole, sta in compagnia. È un'esperienza bella, è uno dei nostri fiori preferiti, quindi trovarli in piazza vicino al Duomo è veramente incredibile. È una bella iniziativa, soprattutto perché quando arriviamo respiriamo proprio l'aria dei fiori. I tulipani ai piedi del Duomo. Questo weekend Piazza Minerva a Siracusa ne è stracolma. Un vero tripudio di colori. Sì, certamente, anche perché è una cosa nuova mai vista finora fin qua, se non a Caltagirone. Un'emozione incredibile, bellissimo. La prima volta a Siracusa. Grazie. Migliaia e migliaia di fiori che, se non ci si guarda intorno, danno l'illusione di essere in Olanda. Bello che comunque anche stimola il contatto con la natura e comunque è un qualcosa di innovativo. Bella iniziativa, e i tulipani sono dei fiori veramente difficili da trovare in Sicilia. La mattina non è molto clemente, non è stata molto clemente, però una bella iniziativa, molti colori, molte persone, siamo contenti di essere qui. Così si può passeggiare tra la natura nel pieno centro storico, tra la cattedrale e il palazzo di città. Un'occasione anche per raccogliere questi fiori, che se tenuti bene hanno una lunga durata. 100.000 tulipani da raccogliere e portare direttamente a casa. Quello che vogliamo trasmettere è la cultura dei fiori che negli ultimi anni si sta anche perdendo. È la prima volta che una piazza di Ortigia si trasforma in una distesa di tulipani. La novità sta catturando tutti, residenti e turisti, e quindi non è difficile immaginare che tutto ciò in futuro possa essere replicato. Bellissima, quanta folla a Siracusa. A te Luca adesso. Sì, restiamo su questa notizia perché sulla Sicilia, nelle pagine di Siracusa, insomma, ovviamente si è andato avanti, no? I tulipani accendono la polemica, l'iniziativa danneggia i fiorai, scrivono appunto da Siracusa. Non gli andava bene, Non gli andava bene perché alcuni fiorai hanno espresso malumore sui social, sostenendo che proprio nei giorni di San Valentino si concentra una parte significativa delle loro vendite annuali e che un'iniziativa basata sull'autoraccolta dei tulipani avrebbe sottratto clienti alle attività tradizionali. Dicono è il nostro periodo più importante, insomma bisogna fare molta attenzione. Dall'altra parte però ovviamente c'è chi difende il Tulip Park Day, così si chiama, come evento, diciamo come un evento capace di generare un indotto ben più ampio, no? Attirando visitatori che forse arrivano anche da altre città proprio per questo evento. Una grande folla abbiamo visto. In effetti diciamo, l'iniziativa ha funzionato, molto belle anche queste foto, diciamo che così incorniciano questa piazza Duomo piena di tulipani. Detto questo, ritorniamo invece alla cronaca, alle prime pagine, al racconto dei quotidiani di oggi, dei quotidiani regionali, partiamo dal Giornale di Sicilia, che mette la testata a centropagina oggi perché c'è molto sport, vedete in alto, sci, calcio, insomma il Palermo, le notizie interne. La testata, dicevo, diventa centrale nella pagina e l'apertura del giornale di oggi, del Giornale di Sicilia,
è ancora centrata sullo Zen, l'acqua rubata allo Zen, il dossier dal prefetto. Quindi questa è diciamo una iniziativa che va avanti, che in qualche modo della quale ci si è resi conto, forse probabilmente troppo tardi, lo abbiamo sentito, no Michele, anche nei nostri servizi, diciamo qui l'acqua, dicevano, da anni è gestita dalla criminalità organizzata, quindi la Galla, il Comune e l'AMAP in contatto con il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Presidio nella casa strappata alla mafia, il parroco minaccia brutale, giusto resistere, quindi insomma una risposta delle istituzioni. È lì che l'assessore Ferrandelli passa le notti per evitare che... Per evitare che occupino le case, esatto. Ecco, che caccino soprattutto le famiglie assegnatarie. Esatto. E poi, come abbiamo visto, i danni dal maltempo già sono stati conteggiati 1 miliardo, quasi 2 miliardi, 1 miliardo e 800 mila euro. L'SOS arriva da Roma, la Regione sta integrando la documentazione in vista del Consiglio dei Ministri di mercoledì. E poi la croce recuperata a Niscemi in un riquadro proprio a centropagina. Spostiamoci sulla Gazzetta del Sud. Il giallo dei danni del ciclone Harry, 2 miliardi per la regione, ma il MEF non ha ancora definito lo stanziamento, e questo lo abbiamo visto a centropagina, diciamo la notizia principale, la notizia d'apertura. Poi Messina, diciamo, in questi giorni si sta risvegliando in campagna elettorale, quindi dopo le dimissioni del sindaco Basile, chi gestirà l'Interregno a Messina? E qui c'è una spiegazione, insomma, di quello che sta succedendo nell'amministrazione comunale a Messina. Poi di spalla tante notizie che riguardano diciamo le notizie, la cronaca nazionale, che vedremo nella seconda parte della nostra rassegna stampa. E poi ovviamente lo sport con le regine delle nevi, Federica come tomba, Federica Brignone che ha vinto l'oro, ma anche questo, diciamo, lo approfondiremo più avanti nella nostra rassegna stampa nazionale. Andiamo a vedere invece all'interno del giornale della Gazzetta del Sud chi gestirà appunto questo Interregno. Come sapete, diciamo, a Messina il sindaco era, diciamo, di estrazione deluchiana, quindi insomma chi sarà a gestire questo Interregno? Dal commissario Fedelissimi l'Interregno a Palazzo Zanca, quindi arriverà un designato dalla regione, alla città metropolitana verrà indicato il vice sindaco o la vice sindaca, ma rimane il dirigente generale campagna, uomini chiave, insomma, in vista nelle partecipate. E poi c'è il Toto Candidati, insomma, adesso inizia una settimana clou per trovare, insomma, chi sarà diciamo, l'avversario di Basile che si è ricandidato. Quindi cosa dice il Borsino? Qui ci sono alcuni dei candidati che ovviamente sono volti noti nel messinese, meno nel resto dell'isola. Andiamo a vedere adesso la prima pagina della Sicilia, che ha molte notizie diciamo, di carattere nazionale ed internazionale. In alto lo sport, la tigre delle nevi appunto è Federica Brignone, però diciamo, salta all'occhio questa inchiesta del giornale di oggi. L'analista Scaturro cosa dice? Parla delle nuove rotte dei narcos, e qui c'è una foto diciamo, che fa veramente impressione, no? La droga trasportata diciamo, anche con i sommergibili, quindi non c'è, diciamo, non si ferma come dire, l'inventiva di questi trafficanti di droga per trovare appunto nuove rotte per inondare appunto di stupefacenti anche la nostra isola, la Sicilia. Poi l'altra faccia del maltempo, come abbiamo visto, le dighe siciliane mai così piene, ed è una cosa che ci siamo detti, diciamo, che tanti hanno pensato in questi giorni, dighe mai così piene. Da gennaio a febbraio, tra gennaio e febbraio, nelle 30 dighe pubbliche siciliane l'aumento dei volumi è stato di 160 milioni di metri cubi, quindi numeri, diciamo, che non si vedevano già da un po'. E poi per la politica, la Vardera candidato, il campo largo si divide. Andiamo a vedere proprio questa storia delle dighe, perché come titola la Sicilia, è l'altra faccia del maltempo, no? Qui c'è uno schema, insomma, di tutte le dighe, delle 30 dighe siciliane, si legge poco ovviamente, però diciamo, da questi, come vedete,
ci sono solo 2 dati in negativo, questi in rosso messi qua, poi il resto diciamo, diventano tutti dati positivi che in qualche modo certificano come le piogge insomma, abbiano riempito gli invasi. E poi c'è ancora la gestione del depuratore di Augusta, guerra di carte bollate, Lati costituito al TAR, uno scontro con il commissario. Qui diciamo, la questione è ben più complicata, c'è una questione ambientale legata appunto a questo depuratore di Augusta. Andiamo a vedere invece la prima pagina della Sicilia di Catania, perché c'è anche qui un'inchiesta interessante, un approfondimento in questo caso abbastanza interessante, che riguarda diciamo, la mobilità. Per la metro leggera già richiesti 700 milioni di euro. Per il percorso protetto dal capoluogo ai paesi etnei servono 3 miliardi. Da dove nasce la questione? Nei giorni scorsi il primo cittadino Enrico Trantino aveva postato sulle sue pagine Facebook un progetto di metropolitana leggera, cioè quella che dovrebbe collegare l'Interland al centro di Catania. Diceva il sindaco, eccolo qua, in qualità di sindaco della città metropolitana, ha richiesto nei mesi scorsi uno studio di prefattibilità dell'opera che si basa su mezzi gommati anche se operanti su percorsi separati dal flusso dei mezzi a 4 ruote. Così i costi restano comunque enormi, solo per il progetto servirebbero 25 milioni, 3 miliardi di euro per la realizzazione. 3 miliardi, 3 miliardi di euro. Quindi dice il sindaco, scordatevi diciamo, questa possibilità perché dice costa troppo. Si apre ovviamente il confronto, la polemica, no, su questa questione. Ve lo facciamo vedere in pagina quello che è stato immaginato, no, per questa metropolitana leggera. Trasporto rapido di massa. Ora non guardate le fotografie perché diciamo, sono troppo avveniristiche, diciamo, vederle, insomma, magari in qualche altra parte d'Europa. Però il mezzo è questo, diciamo, il mezzo che dovrebbe poi prendere forma è questo: trasporto rapido di massa. E vedete 3 convogli che dovrebbero camminare su ruota, ma tipo tram, ma su corsie, eccole qua, che sono separate da quelle delle auto, quindi in questo modo diciamo, svincolerebbero velocemente dal traffico cittadino. E infatti, come vedevamo nelle immagini sopra, le metro leggere a Parigi e a Rennes in Francia, non certamente in Sicilia, però diciamo, il dato è che esistono e quindi si possono fare e si potrebbero fare. Restiamo sempre sulla Sicilia di Catania perché andiamo a vedere appunto la questione degli spari che abbiamo visto prima in via Capopassero, ma diciamo nelle pagine di oggi si racconta molta cronaca, no? Guardate, posteggiatori denunciati, furti di benzina dai camion in sosta, furto di cavi di rame, posti di blocco forzati, insomma una pagina che racconta molta cronaca del fine settimana proprio in città, quindi diciamo poca serenità per le forze dell'ordine. Vi facciamo vedere in chiusura, eccolo qua, la questione che riguarda Messina, l'avevamo preso prima, eccolo qua, eccolo qua. È una notizia che diciamo, racconta la disavventura di una paziente, diciamo, lo voglio sottolineare proprio per questo, perché le isole Eolie sono bellissime ma restano comunque sempre isolate anche dai servizi principali. In carrozzina dalla guardia medica per arrivare all'elipista, la disavventura di una paziente per l'ennesimo soccorso in precarietà, l'ambulanza ferma per mancanza di personale, quindi diciamo a testimonianza che alle isole Eolie diciamo, probabilmente è anche vietato sentirsi male. L'altra volta era successo con l'Ape, adesso è successo con la carrozzina. Ci dispiace. Torniamo al traffico di Catania, vediamo se c'è il caos dell'altro lunedì, speriamo di no. Andiamo a dare un'occhiata, questo è Tondo Gioeni, no assolutamente, si scorre benissimo, bene. Andiamo a vedere altre immagini, siamo sempre in diretta, questa è via Vincenzo Giuffrida, traffico scorrevole anche se intenso, soprattutto in entrata ovviamente. Poi vediamo, bello, questa di nuovo, la circonvallazione, lì c'è un assembramento ma vabbè perché lì ci sono i semafori pedonali, quindi è normale che si formino
come dire, delle cose, ma nulla a che vedere con quello che abbiamo visto settimane fa. Questa è bellissima l'Etna di stamattina, colmo di neve proprio, il cielo ancora un po' nuvoloso, avrebbe potuto essere più bello. Guardate la Taormina che bella, eh? Mare calmo, almeno in apparenza, e poi sul lato destro la neve e il cielo grigio che non promette niente di buono purtroppo. Va bene, adesso facciamo una breve pausa, poi daremo di nuovo la parola a Luca Siliberti per i quotidiani nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. Sicilia, i giornali nazionali di oggi con Luca Siliberti. Vai Luca. Grazie Michele. Allora, oggi insomma il racconto dei quotidiani è diciamo, incentrato sulle fotografie e il racconto di questi ori olimpici alle Olimpiadi di Milano Cortina. L'Italia mai così medagliata dal 1994, quindi superato anche il record di Lillehammer, ma poi ovviamente c'è lo scontro sul referendum sulla giustizia. Volano parole grossissime anche da parte di chi dovrebbe mantenere così un aplomb istituzionale diciamo di alto livello, e in realtà invece anche tra i giudici, tra i magistrati e tra lo stesso ministro della giustizia volano parole grossissime. Poi lo scontro sulla posizione dell'Italia nel Board of Peace, diciamo che è in qualche modo ondivago, non si capisce se l'Italia deve starci oppure no, certamente è una posizione diciamo singolare. Allora partiamo dal Corriere della Sera, principale quotidiano nazionale. Il Corriere della Sera titola in apertura Olimpiade Italia da record, Brignone trionfa anche nel gigante, inchino delle rivali, e poi un'altra medaglia d'oro arriva dal biathlon, una medaglia storica da Lisa Vitozzi che appunto conquista la medaglia d'oro. Le donne trascinano la squadra azzurra, le medaglie sono già 22, battuto come abbiamo visto il primato di Lillehammer. Pensa Michele che sul Corriere della Sera ci sono le prime 10 pagine tutte dedicate appunto ai trionfi azzurri, e non è la prima volta, quindi insomma la testimonianza che questa Olimpiade italiana diciamo, sta avendo il giusto riguardo. Poi, vedete qui a centropagina, Nordio, scontro totale con toghe e opposizioni, frasi shock in qualche modo sul Consiglio Superiore della Magistratura. Il ministro Guardasigilli dice è un sistema paramafioso. Insomma, pensate un po' dove siamo arrivati. Il governo invece va in aula sul Board of Peace per Gaza, lo scontro con il centrodestra, e questo è l'approfondimento sulla politica nazionale. Vediamo Repubblica e poi queste notizie diciamo sulla questione dello scontro in magistratura diciamo, le approfondiamo anche con le pagine interne dei giornali. La Repubblica, paramafiosi, eccolo qua le frasi del ministro Nordio. Nordio shock contro il CSM, accuse pesanti del ministro della giustizia, insorgono le opposizioni, la leader del Partito Democratico dice la Premier si dissoci, quelle parole insultano Borsellino, eccolo qua che poi insomma diventa tema anche di scontro politico. E inchino alla regina, questa foto ormai è diventata iconica nel giro di pochissime ore, le 2 seconde tra l'altro a pari merito si inchinano alla nostra Federica Brignone che ha vinto l'oro nello slalom gigante, 22 medaglie dell'Italia e record. E poi c'è un'altra notizia diciamo, che sta facendo in qualche modo indignare tutta Italia, la notizia del bambino che non ha potuto ricevere il cuore perché trasportato e quindi danneggiato nel trasferimento. Il cuore del bambino malato viaggiò, adesso emergono anche diciamo delle incongruenze proprio di protocollo, viaggiò in un box di plastica da Bolzano a Napoli, un comune contenitore di plastica rigida con del ghiaccio secco che appunto lo ha rovinato, come se fosse un alimento diciamo da conservare poi in frigo per il pranzo. Insomma, una cosa veramente aberrante. E allora entriamo dentro i quotidiani, perché questo scontro diciamo sulla magistratura sta agitando davvero il paese. Che cosa è successo? Quindi Nordio, il ministro che vedete qui in foto, spara a zero contro il CSM, quindi sistema paramafioso, abbiamo visto le frasi del ministro. Insorge l'Associazione Nazionale dei Magistrati e non è la prima volta che va contro il ministro, contro questo governo, e quindi ANM e opposizioni contro Nordio. Bufera dopo un'intervista del ministro. Dicono grave caduta, alcune toghe anticos che hanno pagato con
la vita, quindi l'attacco appunto diretto al presidente e i riferimenti diretti a Falcone, Borsellino, insomma i nostri giudici antimafia. Tutto questo lo ricordiamo perché a fine marzo ci sarà il referendum. Ma che cosa succede? Nordio risponde però a queste accuse, non è una caduta di stile, è una scelta. Ho citato una frase del PM Di Matteo e ne ho anche altre peggiori, ogni giorno ne dirò una, quindi rilancia il Guardasigilli sconcertato per le reazioni scomposte. Capite bene insomma che queste polemiche insomma non fanno altro che avvelenare i pozzi. Ma che cosa è successo? E qui parla il procuratore di Napoli, Gratteri, che era uno che insomma che fino a qualche giorno fa aveva dette anche di parole pesantissime sul riguardo di chi vota il sì al referendum, indagati, ti ricordi? Massoni e mafiosi. Massoni e mafiosi, ecco, quindi qua vedi si scalda il clima. Dal Guardasigilli dichiarazioni inaccettabili, quindi lui dice scusarmi, ma quando mai io vado avanti, dice il procuratore Gratteri, quindi capite lo scontro quant'è pesante, quindi le polemiche insomma sulla giustizia vanno avanti. Andiamo a vedere invece adesso La Stampa, quindi continuiamo con le prime pagine. La Stampa si concentra ovviamente sul CSM paramafioso delle parole di Nordio, quindi era su Nordio la cortina d'oro, è cortina appunto la valanga azzurra, quella che si chiamava negli anni 90 la valanga azzurra, e poi l'Europa gela gli Stati Uniti e accelera sulla difesa. Sono questi temi insomma che in qualche modo concentrano l'attenzione della stampa nazionale. Andiamo a vedere come i quotidiani di natura politica affrontano questi temi. Partiamo dal Giornale. Intervista a Matteo Piantedosi, quindi il ministro dell'Interno. Il Giornale si concentra sempre sui temi della sicurezza, lo ricordiamo, alcuni quotidiani stanno facendo proprio una battaglia anche ideologica contro l'islamizzazione dell'Italia e l'immigrazione, e la sicurezza sulle immigrazioni. Saldatura tra Islam e antagonisti, dopo il Viminale rifarò il prefetto. Il ministro dell'Interno parla insomma di questa islamizzazione dell'Italia, ma parla anche degli assalti ai treni che stanno danneggiando appunto le ferrovie italiane con ritardi danni pesanti ai pendolari. Si muove anche l'antiterrorismo, quindi è un'inchiesta che va su un livello più alto. L'omicidio di Quentin a Lione, la rete dell'odio rosso è il filo che dalla Francia arriva fino a Salis e alla CGIL, quindi si ipotizza in qualche modo un filo di gruppi antifascisti, contestatori, che insomma mettono a ferro e fuoco le città, che arriva proprio secondo anche tradizione dalla Francia, dai gruppi facinorosi della Francia che arrivano appunto attraverso alcuni esponenti, qui si dice Salis e sindacati, anche nel nostro paese. Insomma, forte come fotografia, però insomma questo è il Giornale di oggi. Andiamo a vedere invece il Fatto Quotidiano, che sui temi della giustizia è sempre molto attento. Paramafiosi, Nordio insulta chi segue Falcone e Borsellino, la sintetizza il Fatto Quotidiano. Giovanni ne fondò una di sinistra, Paolo fu la bandiera di quella di destra, quindi sulle correnti c'è anche un rimando storico in qualche modo del Fatto Quotidiano. E Libero, il clandestino da risarcire già condannato 27 volte, questa è una notizia che era stata messa in pagina qualche giorno fa. Lo Stato, il Viminale, costretto a risarcire un clandestino inviato nei centri di Albania, quindi riceverà 700 euro, tante rapine, però dice guardate questo clandestino che il Viminale deve risarcire e che i giudici hanno difeso ha commesso tante rapine, ha picchiato una donna a sangue, ed ecco perché l'algerino era in Albania per essere rimpatriato. Quindi questo è il tema, quindi ancora sui temi dell'immigrazione, dell'accoglienza si scaldano i quotidiani di destra. Andiamo a vedere, prima di chiudere questa parte della rassegna stampa, il Tempo, un altro quotidiano che possiamo definire certamente vicino alla destra. 16 anni di calvario, 3.200 euro di risarcimento, quindi qui il centro del racconto è la mala giustizia. La testimonianza di un'odissea, 40 giorni in cella da innocente, arresti domiciliari e processo surreale, gli accusatori, conflitto di interesse, ma promossi addirittura candidati alle elezioni nel
nelle liste del PD, quindi una storia, diciamo, di mala giustizia. Andiamo, prima di chiudere, alle notizie che arrivano dal Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria. Comuni montani, arriva il taglio nel 63%, più abitanti, quindi diciamo un'inchiesta che guarda al territorio. Pronto il decreto che riduce i municipi da 3.715 i comuni montani, in qualche modo, perché approfondisce il Sole 24 Ore, perché i comuni montani hanno delle agevolazioni e percepiscono fondi nazionali diciamo in più rispetto ai comuni, diciamo, di fasce costiere. Il saldo fra nuovi residenti ed emigranti premia le province di Trento e Torino, e il quadro appunto dei bonus all'interno del Sole 24 Ore. Quindi Michele, a te la linea. Grazie, allora adesso facciamo una pausa, poi parleremo dei ristori, cioè avremo la testimonianza di un esercente. Lui aveva un negozio a Niscemi, ha perso tutto e giustamente adesso è in attesa di poter ripartire, ma ha bisogno dei fondi. Un esempio concreto di che cosa significano i ristori. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia e buongiorno anche da loro, l'avete riconosciuti, Pinocchio e Pulcinella. No, non ho cambiato mestiere, è semplicemente che oggi, vigilia del martedì grasso, domani è carnevale, abbiamo in collegamento il re di questi burattini, il gran maestro Adriano Ferraiolo, gran maestro burattinaio. Buongiorno e benvenuto. Come va? Buongiorno, benvenuto. Ma abbastanza bene, ringraziamo sempre quello che ci guarda di sopra. Certamente. Lei è il quarto, il quinto, il sesto della sua generazione di burattinai? Il quinto. I miei figli rappresentano la sesta generazione, poi ci sono i miei nipoti che già hanno cominciato. Che bello, che bello. Lì bisogna saper muovere, ma sapere anche recitare, e ci vuole tutta una tecnica. Come si impara? Io per esempio non so neanche muovere la testa di Pinocchio, e si impara, no? Ci fate scuola voi a questi principianti. Allora, chi comincia, giusto? Allora, innanzitutto io ho avuto mio padre come maestro, quindi stavo a scuola tutti i giorni, e per imparare a manovrare i burattini è una cosa molto difficile, perché bisogna dare, siccome noi rappresentiamo delle commedie di Scarpetta, Goldoni, Viviani, abbiamo delle commedie, non sono cose inventate al momento, allora i burattini rappresentano degli attori, piccoli attori, quindi noi dobbiamo dare i movimenti da farli sembrare ciò, e quindi il burattino viene manovrato in questo modo con grazia. Per noi sono i nostri figli, e non è molto difficile, basta avere solo passione. È meraviglioso. Questo è Pulcinella. Beh sì, è meraviglioso. Ci fa vedere un attimo come si muove Pulcinella, non come l'ho mosso io che facevo ridere. Vediamo lei. Adriano Ferraiolo. Ecco, Pulcinella la voce del Pulcinella. Buongiorno a tutti, buongiorno. Adesso stiamo al carnevale, quindi mi raccomando, divertitevi immensamente. Io ieri sono stato a Taranto a fare uno spettacolo, adesso mi trovo a Salerno e domani devo andare ad Ischia. Avete capito come lavoro? Questa è la voce di Pulcinella. Che bravo, ma fantastico. Le faccio una domanda cattiva, ma è ancora attuale? Piace ancora ai bambini che sono abituati ormai con i telefonini, i social, a ritmi veloci, stimoli continui? Piacciono ancora? Scusi, glielo chiedo proprio brutalmente. Beh, a dire la verità, io inizio la tournée nel periodo di aprile, vado a Crotone. Se lei viene a Crotone trova una piazza dalle 5 fino verso le 9, io faccio 5-6 spettacoli, mediamente ogni spettacolo ci sono 200-300 persone. Che bello! Quindi penso che ovunque vado, Crotone, Campobasso, Cassino, poi ad agosto vado in Versilia, a Lido di Camaiore,
dove i toscani sono molto appassionati di quest'arte. Perché, torno a ripetere, i nostri spettacoli piacciono a piccoli e a grandi, quindi quando viene la famiglia si diverte sia il grande che il piccolo. Allora, abbiamo sentito poco fa Pulcinella, lei ha detto questa è la voce di Pulcinella, non è una voce così a caso, deve avere una sua specificità. Quindi per che cosa? Per renderlo credibile? Come si fa? Allora, la voce del Pulcinella è come se fosse la voce di un fanciullo. Perché Pulcinella è molto genuino, anche se qualche volta usa il bastone, però serve per far ridere, ma lui non è che picchia con cattiveria, si dà la bastonata per fare basta, ma al momento giusto, e quindi si dà una voce molto ingenua. E poi fai vedere il Felice, questo invece è Felice Sciosciamucca. Felice Sciosciamucca era... Come si chiama Felice Sciosciamucca, che certo. interpretava Totò. Faceva spesso Felice Sciosciamucca in Miseria e Nobiltà, una commedia che diamo anche noi. Infatti la voce del Felice Sciosciamucca è così, quando si presenta, le voci sono tutte le mie, e allora dimmi come ti chiami? Io mi chiamo Felice Sciammucca, avvocato principe civile e criminale, filo interprete della legge, accanito difensore del giusto e del dovere. Buongiorno, buon carnevale a tutti. Buongiorno, buon carnevale a lei. È fantastico, ma i suoi eredi come imparano a muovere la manualità e l'uso della voce, la modulazione della voce? Glielo insegnate voi, ma non è semplice. Allora, nel momento in cui cominciamo a portare avanti i piccoli, cosa succede? Che loro cominciano a fare delle piccole particine. Facendo delle piccole particine, poi pian piano vanno avanti e manovrano e recitano. Man mano loro acquisiscono quella praticità e quel modo di recitare che hanno che avevano i nonni e diventano dei piccoli attori. Infatti io la prima volta che recitai, avevo 13 anni, papà non aveva voce, stavo ad Ancona e lui mi chiese di fare tutta la commedia. Io mi sentivo un po' imbarazzato, dissi papà ma non ce la faccio, c'era un bel pubblico ad Ancona, avevamo oltre 100 persone perché avevamo solo 50 sedie e quindi 50 seduti e 50 all'impiedi. Avevo un po' di timore, comunque feci lo spettacolo, a fine spettacolo io tutto emozionato, mi veniva da piangere. Papà entrò nel teatro e disse esci che dico papà esce che mi vogliono battere. Comunque piacque lo spettacolo e iniziai da allora. Perfetto, e da lì è nata questa sua fantastica carriera. Chi è quel giovanotto barbuto e molto simpatico? Lui è mio nipote che mi dà una mano, è un mio baldo collaboratore e quindi quando siamo nel teatro alcune volte escono anche 7-8 burattini perché ogni persona può massimo manovrare 2 burattini. Quindi quando ci sono in scena 4 o 6 burattini ci sono 2 o 3 persone. Fantastico, ma il repertorio qual è? Quello del teatro popolare? Come si costruiscono le storie? Non si improvvisa, no? No, allora noi abbiamo delle commedie che interpretavano Peppino De Filippo, Totò, abbiamo delle commedie di Petito, abbiamo delle commedie di Goldoni tipo Pulcinella servo di 2 padroni, che l'originale è Arlecchino servo di 3 padroni. Papà invece, siccome non aveva molto personale, allora anziché 3 padroni, 2 padroni. 2. E quindi facciamo la commedia di
Goldoni, Pulcinella servo di 2 padroni. Invece abbiamo di Scarpetta Miseria e Nobiltà, Una camera affittata a 3, Inannutati guai, sono tutte commedie che papà recitava in teatro e praticamente dal teatro le ha ridotte per i buratini, Ma è facendo fantastico. un piccolo teatrino. Fantastico. Ma come si chiama il suo collaboratore? Come si chiama? Di nome? Lui si chiama Giallù. Giallù? Buongiorno. Buongiorno. Perché non prende un burattino? Dica qualcosa lì a Pulcinella, vediamo un po' che succede. Ce ne sono Ecco, questo invece è un vecchio, diciamo Una camera affittata a 3. Cosa succede? Ecco. Si ritrovano in un albergo 3 persone felice, Boroboamo, che è un maestro di musica, e Pulcinella. Queste 3 persone praticamente devono dividere un solo letto, perché ognuno di questi gli è stato affittata la camera da un'altra persona. Sì. Quindi trovandosi lì, cosa succede? Vediamo. Devono vedere chi va primo a letto. Allora comincia così la piccola scenetta. Dunque io direi, siccome dobbiamo dormire 2 ore per ciascuno, perché alle 6 ci dobbiamo alzare e dobbiamo lasciare la camera, facciamo così, buttiamo la conta. A chi verrà la conta andrà a letto per primo. Ha ragione il professore. Allora buttiamo la conta. Il tocco, per chi comincia il tocco? Un tocco viene a te e muori subito. Dunque, allora, per il tenore, no, comincia dal professore. Allora, pu professore. E cos'è? No, scusate, mi è scappato uno starnuto. No, veramente non era uno starnuto. Era una pernacchiella. Dunque stavo contando, vero? Per professore, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Che fortunato, è venuto 9 a me. Poi ti spacco un provolone. Guarda che che mestiere fai? Sono avvocato e perciò sono un bruglione. Ma ti faccio vedere a chi è venuto 9. Va bene, professore, va bene, Tirone. A voi comunque domani dovete andare nella chiesa di San Docatufato. Io sono il maestro d'orchestra. Meno male. E questa è una piccola scenetta della Ma che commedia, bello! Una camera affittata a 3. Abbiamo percepito finalmente, veramente, che cos'è questa grande tradizione e che abilità ci vuole, sia per la voce sia per la recitazione. L'ultima... Anche per il... Prego. Per il ritmo che bisogna dare, perché altrimenti la gente si annoia fuori, se trova una recitazione a candilena molto blanda, la gente si annoia. Invece noi nelle commedie abbiamo un bel ritmo che ci ha insegnato papà. Meraviglioso, vi faccio tanti complimenti. Stasera dove siete? Pomeriggio dove andate a fare spettacolo? Oggi pomeriggio siamo sul lungomare di Salerno. Domani a Pompei e ad Ischia. Ad Ischia va mio figlio e il collaboratore, e mentre a Pompei vado io. Evviva! Complimenti, grazie a Adriano Ferraiolo, gran maestro burattinaio, buon viaggio e un caro saluto a tutti i suoi personaggi, anche da chi non li sa muovere, come Pinocchio e Pulcinella, perché domani è carnevale, non dimenticate, è martedì grasso. Allora, buon viaggio, complimenti, noi adesso facciamo una breve pausa, vediamo che tempo fa, importantissimo con quello che succede. Buona giornata. Buona giornata a lei. Dicevo, adesso vediamo il tempo che fa, importantissimo con quello che succede dalle nostre parti, e subito dopo avremo un nuovo ospite in studio. Buongiorno Sicilia.
Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Un nuovo fronte per l'avvio della nuova settimana raggiungerà il nostro territorio apportando dei fenomeni soprattutto al centro-sud ma anche sui rilievi alpini. In dettaglio in Sicilia ci attende una giornata di lunedì caratterizzata ancora da fenomeni sulla fascia tirrenica, meglio invece altrove dove non mancheranno spazi soleggiati. Da segnalare i venti che soffieranno sostenuti con mari fino a molto agitati. Intanto le temperature massime supereranno ancora una volta i 15 gradi. Poi dando uno sguardo alla situazione attesa per la giornata di martedì, ancora non mancheranno spazi assolati, ma ancora avremo da segnalare qualche rovescio sulla fascia tirrenica, soprattutto sul messinese. Ventilazione che soffierà ancora sostenuta e temperature massime che comunque raggiungeranno i 16-17 gradi. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo. Bentornati, abbiamo un libro in mano e il suo autore è Patrick Battipaglia. Il libro è La violenza non fa differenza, che fa anche rima, però è un concetto importante. Vedete, c'è un gatto, c'è un orso, non so se si riescono a distinguere, dal gatto leone all'orsa amarena, animali e uomini vittime della stessa violenza. Edizione Web Moda. Perché Battipaglia, benvenuto. Grazie, La violenza buongiorno. è la stessa, animali e Perché uomini. io curo ufficio stampa del Partito Animalista Italiano, ho fatto mi sono occupato di diversi Partito casi. Animalista Italiano, complimenti. Mi sono occupato di diversi casi in questi anni e ho constatato che effettivamente c'è un passaggio breve, un salto breve, quindi chi commette reati contro gli animali nella maggior parte dei casi poi li commette anche contro gli esseri umani. Ah, ecco, quindi è come dire, c'è una tendenza... C'è una connessione. Una tra le due connessione cose, a esprimere violenza che si esprime magari all'inizio nei confronti degli animali e qualche volta purtroppo anche nei confronti degli umani. Ci sono stati casi di cronaca recenti di violenza nei confronti degli animali? Sì, nel libro racconto tantissimi, sono episodi anche che hanno riempito le pagine di cronaca dei giornali, appunto parlavamo del gatto leone, l'orsa amarena, che hanno suscitato clamore nell'opinione pubblica, il cane Aaron a Palermo che è stato bruciato vivo, il cane Angelo a San Gineto in Calabria che è stato massacrato barbaramente, ne hanno parlato un po' tutti, e poi parlo di alcuni casi anche siciliani dove c'è appunto questo legame tra la violenza sull'animale e la violenza sugli esseri umani. Ad esempio racconto la storia di Gela dove un ragazzo si è vendicato con la compagna che non voleva più stare con lui uccidendogli il cane, sparando al cane. Ecco, ma queste sono cose veramente che sconcertano. Ma qual è l'origine di questa cattiveria nei confronti degli animali così innocenti, insomma? È la violenza che, come dire, si annida dentro di noi oppure c'è qualcosa di specifico nei confronti degli Allora animali? c'è soprattutto una situazione di disagio sociale nella maggior parte dei casi. Disagio sociale, e poi disumanizzazione. Disumanizzazione perché manca l'empatia, manca la compassione verso gli animali e quindi di conseguenza anche verso gli esseri umani. Chi commette reati contro gli animali diciamo che ha poca empatia e per questo il libro racconta questi episodi, anche perché ci sono delle ricerche portate avanti, ad esempio mi ricordo quella della Sapienza di Roma del 2022, secondo questa ricerca il 50% di chi commette reati contro gli animali poi li commette contro gli esseri umani. Quello che diceva prima. Però c'è una cosa che vorrei chiederle. Questo è anche un periodo in cui è crescente la simpatia nei confronti degli animali. No? Quasi tutti ormai teniamo cani, gatti, eccetera, in casa e c'è molto affetto nei loro confronti, soprattutto, non solo, naturalmente quando si è un po' più soli ci si affeziona, quindi dovrebbe essere in calo la violenza nei confronti degli animali. Com'è in calo? Proprio per questa ragione, invece al contrario, spesso si commette una violenza contro un animale per rivendicarsi contro la compagna, nelle situazioni di disagio sociale, ad esempio infatti di cronaca spesso è capitato che il compagno o qualcuno commette la violenza contro l'animale per intimorire, soprattutto intimorire, far spaventare la compagna
compagna, la moglie e così via, insomma. Quindi si usa la violenza contro gli animali per colpire in realtà... Sì, perché poi oggi gli animali sono, forse si dice in Italia che ci sono più animali che culle in questo momento, quindi c'è più animali che culle. Beh, questo è un fatto, una descrizione, non è che ne prendiamo atto, però voi fate anche come partito, credo, animalista una proposta per cercare di fronteggiare o di limitare addirittura questo fenomeno. Noi chiediamo, come è già stato fatto in Spagna e in altri paesi anche europei, di rendere aggravante l'eventuale reato contro gli animali, quindi nel caso in cui una persona dovesse commettere dei reati contro le persone, soprattutto c'è un'analogia tra i reati contro gli animali e femminicidi. Quindi, sì, proprio spesso chi commette la violenza sugli animali è un'anticamera della violenza verso l'essere umano, quindi si fa pratica, molti serial killer, nel libro si raccontano anche tanti casi di serial killer che prima di aver commesso reati contro le donne, contro gli esseri umani, si sono esercitati sugli animali. Questo è ghiacciante. Voi chiedete quindi un'aggravante? Cioè chi commette chi viene condannato per aver commesso un reato contro un animale, questa situazione deve essere un'aggravante nell'eventualità che questa persona poi possa essere condannata, possa essere processata per reati contro le persone. Ci dovrebbe essere anche una notevole campagna, iniziative di prevenzione però. Esatto. Infatti nel libro c'è anche una parte dedicata alla prevenzione, l'ultima parte dove io parlo anche di educazione all'empatia, da portare soprattutto nelle scuole, nei più piccoli, nelle scuole primarie. Sarebbe importante, ci sono già dei progetti in corso, ma soprattutto nel nord Italia. Purtroppo in Sicilia ancora non c'è questa cultura, però si è scoperto ad esempio che chi va a fare, quei bambini che fanno corsi a scuola di empatia, poi non sono nemmeno bulli, quindi si diminuiscono anche il bullismo. In classe o in scuola. E la violenza contro gli altri. Lei usa questo termine molto importante che poi riguarda il rapporto con gli animali, ma anche il rapporto fra noi umani. L'educazione all'empatia. Che cosa ci spiega come si fa a stimolarla, a farla crescere? Sì, ci sono tanti progetti proprio che vengono portati avanti nelle scuole e proprio educare ad avere amore verso gli animali. Quindi molte volte magari ci sono questi bambini che non hanno amore, non hanno compassione verso gli esseri umani. Io ad esempio... Questo deriva dal fatto che lei dice che c'è un collegamento diretto. Spesso c'è anche un problema familiare, perché a monte magari ci sono casi drammatici di violenze familiari, disagi sociali, e quindi il bambino non ha questa predisposizione all'empatia verso gli esseri umani, quindi va ad imitare quello che vede fare a casa, in ogni caso. Quindi a scuola bisogna invece spiegare che bisogna avere rispetto e amore verso gli altri, partendo dagli animali. Ma tendenzialmente i più piccoli, i bambini, hanno un'istintiva simpatia nei confronti degli animali, soprattutto degli animali più piccoli. Insomma, sì, in teoria sì, effettivamente è così, però nel libro ad esempio racconto dei casi di piccoli bambini di piccola età che si sono riuniti in branche, che hanno commesso reati contro gli animali. Ad esempio io ricordo un caso a Francofonte, in provincia di Siracusa, dove alcuni bambini, probabilmente anche per noia, mentre giocavano a pallone davanti alla chiesa, nella piazza davanti alla chiesa, vedono un gattino e utilizzano il gattino a mo' di pallone. Quindi il gattino ha fatto una brutta fine, quindi, oppure c'è qualcuno che magari... ma allora lei come spiega questo? Di solito c'è una simpatia istintiva. Sì. Questo perché? Perché sono in gruppo, c'è il bullismo? Ma lì probabilmente c'è un caso di disagio sociale, quindi lì andrebbero allertati anche i servizi sociali per capire cosa succede in quelle famiglie, perché appunto normalmente un bambino dovrebbe amare gli animali, cresce con i peluche, quindi ci dovrebbe essere una certa predisposizione. Quando non c'è generalmente c'è. Quando non c'è un problema a monte, e quindi bisognerebbe intervenire onde evitare che poi si commettesse qualche reato poi più in avanti, e poi sono successi appunto fatti molti bambini magari violenti da piccoli poi hanno commesso reati contro esseri umani, soprattutto nei casi di femminicidio si registra questo. Quindi violenza contro gli animali è una spia importante
e per cui si deve prevenire, si può prevenire se si interviene la violenza soprattutto nei femminicidi. Ci sono diversi casi di femminicidio che potevano essere evitati se ci fosse stata più attenzione da parte delle istituzioni. Ci sono state anche delle disattenzioni, delle falle nel sistema sociale, quindi si è ignorata questa situazione e poi si è andato si sono andati a commettere dei reati gravi. Non trascuriamo questi segnali d'allarme e ha ragione il nostro Patrick Battipaglia a dire che la violenza non fa differenza. Il libro di edizioni Moda, qui ci sono le storie di questi poveri animali che hanno subito queste violenze che se noi riusciamo a impedire con una campagna di prevenzione possiamo probabilmente prevenire reati più gravi nei confronti degli umani. Grazie ancora, complimenti, buon lavoro. È il momento del nostro oroscopo. Buongiorno Sicilia, torniamo a parlare naturalmente dei guai che ha provocato il maltempo, per modo di dire maltempo, ma i cicloni dei giorni scorsi. Da domani la regione Sicilia attiva la piattaforma per presentare le richieste per i contributi straordinari destinati proprio alle attività economiche danneggiate dal ciclone Harry. Sono naturalmente le attività che erano lungo i litorali, ma anche quelle nella frana, colpite dalla frana di Niscemi. E proprio per questo noi abbiamo in collegamento Damiano Schembri, eccolo, vedete, buongiorno e benvenuto, ristoratore. Cosa aveva lei, signor Schembri? Grazie per essere qua innanzitutto, ci racconti un po'. Non riusciamo ad avere l'audio del signor Schembri, lo riassumo io, aveva una panineria proprio in piazza Belvedere a Niscemi e adesso non c'è più, è vero Schembri, è così? Vada pure lei. C'è una connessione difficile, forse se volete proviamo adesso dall'esterno, altrimenti andiamo avanti con altre cose. Ci dispiace moltissimo perché... Ecco. Buongiorno, mi sentite? Certo, racconti un po' quello che le è capitato, Schembri. Buongiorno, praticamente quel maledetto giorno 25 abbiamo perso tutto. Si sono svaniti i sogni, il nostro futuro, tutto quello che veniva dopo. Lei aveva una panineria? Avevamo un'attività fiorente, aperta da 6 mesi, che praticamente era il fiore all'occhiello di Niscemi, dove venivano da tutte le parti, Gela, Vittoria, Caltagirone, Catania. E purtroppo oggi abbiamo perso tutto, abbiamo perso il lavoro, abbiamo perso tutti i nostri risparmi, i nostri sogni e il nostro futuro. Ora praticamente stiamo aspettando qualche risposta dallo Stato, perché nessuno ancora ci ha dato certezze di niente. Quello che chiediamo attualmente è un condono di tutte le tasse, non solo per noi esercenti che siamo stati danneggiati, ma per tutto il paese che sta soffrendo questa realtà, perché come si vede è come se ci fosse un lutto, le persone sono spaventate, non escono da casa, spendono molto poco perché non sanno quello che succede, anche perché per via delle notizie false che hanno dato anche i giornalisti che parlano di un paese che è promesso allo scivolamento, perciò chiediamo anche un condono dei mutui e degli aiuti concreti. Ecco, quello è il quadro che ho raffigurato io. Quel quadro ecco, è bellissimo questo, è un quadro della Madonna con il bambino ed è realizzato dal nostro Damiano Schembri che lo ha messo lì per farci capire qual è la situazione. Dicevamo, le vostre richieste riguardano, allora noi dobbiamo parlare per un attimo di questo. Avete avuto sicuramente
cioè le bollette non si pagano, voi chiedete però ben altro, questo è niente in confronto a quello che voi chiedete, giusto? Le bollette non si pagano, sono sospese, non condonate. Le bollette sono state soltanto sospese, non condonate. Sospese. E questo è uno. Poi però voi parlavate anche per quanto riguarda... E questo è un pezzo che ci troviamo sulle spalle dopo, perché come poi dobbiamo ripartire apriremo con i debiti. Poi dovrete pagare. E poi c'è il fisco. E su questo, anche su questo però voi chiedete, mentre invece di questo non si parla. Il fisco, l'IVA, tutte le tasse che rappresentano un'attività e la vita giornaliera. Esatto. Ora mi dica, non so, l'aiuterà la persona che è accanto per farle sentire la domanda. Questa piattaforma regionale che prevede fino a un finanziamento di 20.000 euro. Ecco, lei ritiene che possa essere un primo contributo importante per ripartire? Sono passati 20 giorni e siamo senza lavoro e tante persone sono senza casa. Non è cambiato niente, si è solo aggravata di più la situazione. Sì, questo è quello che ci aveva descritto. Io cercavo di chiederle se questo contributo regionale, che ora riguarda anche il territorio di Niscemi, che prevede... No, assolutamente, non è sufficiente questo contributo. Perché calcoli che io ho fatto un investimento quasi di 170.000 euro. 170.000 euro avete investito, quindi voi pensate che 20.000 euro sono briciole, niente? 20.000 euro niente sono, perché non si può ripartire, al massimo ci possiamo pagare le tasse. Certo, e quale potrebbe essere allora la strada per... Lei calcoli che ho buttato... La strada? Dica. La strada è... Ora dobbiamo dare un po' di tempo perché dobbiamo delocalizzare un nuovo punto dove poter ripartire, e la cosa è difficile perché tanti punti del paese sono tutti in zona rossa, tanti punti del paese non hanno certezze, gli affitti sono aumentati del 200%, parliamo di una casa da 500 euro, ora ce la ritroviamo 1.500, 1.700. E questo è importante quello che lei ha detto, perché non... Soprattutto quello che vogliamo, Prego. Un contributo certo. Un contributo certo, perché voi, ricordiamo, siete Niscemi, non potete riaprire dove eravate prima, dovete cercarvi un altro posto purtroppo, e quindi questo significa un aumento esponenziale dei costi. Noi la ringraziamo per essere... addirittura delineata nera. Esatto, lei ha tutta la nostra solidarietà e comprensione, signor Schembri, speriamo di poterle dare Lì era il punto più bello del paese, il punto più turistico. Veramente, ce lo auguriamo tutti. Grazie signor Schembri. Da Niscemi aveva una panineria che era di grande attrazione, come ci ha raccontato, venivano anche da fuori dal paese, e adesso si trova in mezzo a una strada franosa purtroppo. Allora, ci fermiamo qui, speriamo di poter dare, dicevo al signor Schembri, presto notizie positive per quello che lui richiedeva. Noi continuiamo la nostra trasmissione con l'oroscopo. Buongiorno Sicilia. Ecco, ci sei Marco? Marco Amato. Eccolo qua, ciao Marco. Presente, ci sono. Buongiorno e buon inizio settimana. Buongiorno a te. Allora, oggi quali sono i protagonisti della tua giornata? Ebbene, oggi ho voluto fare un po' il romantico, perché se è vero che si festeggia San Valentino, vediamo Cupido come ha lavorato e se il post San Valentino ha fatto scoccare qualche freccia importante. Ebbene, nel panorama c'è un po' di gossip romantico, quello che mi piace di più, ovvero ho analizzato una serie di personaggi e il cielo zodiacale proprio perché la bella Venere è in pesce, in esaltazione, quindi c'è sempre
sempre un'esplosione d'amore quando questo pianeta raggiunge questa posizione. Beh, sembra proprio che abbia toccato i cuori di qualche personaggio famoso, come per esempio Kim Kardashian, che ha avuto un'intesa un pochino particolare con Lewis Hamilton, per cui foto, notizie sono stati vicini. La bella e seduttiva Kim, che è uno scorpione assolutamente affascinantissimo, ed Hamilton, che è un capricorno, questa volta è un segno di terra solido, forte, ma faccio notare che l'acqua è l'elemento che fertilizza l'elemento terra, per cui fanno match, ecco, assolutamente. Ma c'è anche un altro caso, quello del bellissimo Jacob Elordi con Margot Robbie, che sul red carpet ad una premiazione compie un gesto molto romantico per pararla dalla pioggia, e che è diventato subito virale, peraltro, quindi si è scatenato un romantico gossip pure intorno a loro. Cancro e cancro anche lei, per cui continuo ancora con la Vittoria Ceretti, è modella bellissima, e l'affascinantissimo e sempiterno pare Leonardo DiCaprio, un altro affascinante scorpione. I segni d'acqua sono i segni della romanticità, l'acqua rappresenta nello zodiaco il sentimento, quindi cancro, scorpioni e pesci, proprio perché Venere in pesci si esalta un po' come la Venere di Botticelli che nasce dalle acque, sembra proprio incoraggiare questi segni zodiacali. Quindi in bocca al lupo a tutti e buon lavoro a Cupido, che ci stupisce sempre di più. Ebbene, oggi il cielo zodiacale non ha solo una romantica Venere, ma la settimana inizia con una quadratura Sole-Urano, quindi cambiamenti, quindi azione. C'è l'esigenza di agire prontamente e tempestivamente, quindi Ariete non si fa pregare per niente, proprio perché è un segno fattivo e che ama compiere immediatamente tutto. Un po' troppo energico, forse, ma sicuramente con un Marte che gli propone di fare 1000 cose. Toro, è proprio il Toro uno dei protagonisti della giornata, proprio perché il Toro deve vincere la sua riluttanza ai cambiamenti, e ce la farà alla grande. Gemelli, per voi Mercurio oggi parla in trigono con Giove, quindi ambizione, quindi qualcosa che sta per diventare grande finalmente per voi. Cancro, anche voi in cima alla top 10 della classifica oggi, proprio perché Giove e Mercurio tanti giovani nei vostri gradi, e la vostra ambizione vuole aggiustare azioni nell'amore e farvi vivere dei desideri importanti. Leone, l'appoggio di Saturno e di Nettuno vi porta a realizzare dei desideri. Questa è una settimana importantissima per voi, che realizzate un sogno. Vergine, ecco, le opposizioni di Venere e Mercurio vi pongono solo la strizza al fatto che non avete troppo tempo per l'amore. Dovete invece concedervi una pausa e dedicarvi più ai sentimenti. Bilancia, per voi il cielo zodiacale è un po' distante, anche se i trigoni di Plutone, Luna e Marte sono molto importanti. Tra l'altro la Luna sarà nuova domani, per cui godrete di un'accelerazione. Questo è uno dei classici lunedì in cui non vi vorreste alzare dal letto. Scorpione, anche voi protagonisti di una giornata romantica, splendida, ma piena di imprevisti e di sorprese. Quindi godetevela con l'ironia che è tipica dei vostri gradi zodiacali. Sagittario, per voi Giove e Saturno sono delle trame molto importanti. Giove è il vostro pianeta, Saturno in trigono, non potete perdere. Cercate però di dedicare più dialogo all'amore. Capricorno, stupiti ma non troppo di tutti i cambiamenti uraniani, ma voi siete dei decisionisti, avete voglia di cambiare il mondo, per cui la configurazione di questa settimana vi aiuta moltissimo a riplasmare un progetto. Acquario, i fantasisti dello zodiaco si innamorano, proprio voi che siete sempre persi tra le nuvole con questa bella Venere davanti agli occhi, non potete che cedere alle lusinghe dell'amore. Pesci, assolutamente il primo tra tutti in classifica,
Sicilia, Venere da voi, fa scoccare frecce importanti, ma non è solo l'amore che vi importa, perché anche al lavoro che sarete incredibilmente più decisionisti, non siete fatti solo di dolcezza in fondo. E detto questo, auguro a tutto lo zodiaco una splendida settimana. Michele, buongiorno e buongiorno Sicilia. Ciao Marco, grazie, buongiorno Sicilia naturalmente. Luca, gli ultimi sprazzi dai quotidiani o dalla stampa? Vediamo, che ci racconti? Allora, vediamo velocemente 3 notizie che insomma diciamo, sono qualcuna diciamo, di oggetto diciamo, di discussione, di argomento di opinione pubblica. Ieri è stato mostrato un video da tutti i telegiornali nazionali diciamo, di un supermercato senza fissa dimora che ha tentato di rubare una bambina di 18 mesi alla mamma. Allora qui c'è diciamo, l'intervista alla mamma e ai genitori che sono riusciti ovviamente a strappargli di mano la bambina. È intervenuto il padre, che è questo qui, vedete, questo qui che ha aggredito diciamo, l'aggressore e si è ripreso la bambina, che adesso però ha il gesso, sorride e gioca. Quindi fortunatamente una storia a lieto fine. Perché ha il femore rotto, il femore rotto, sì, ha il gesso per il femore rotto. È una storia che è avvenuta a Bergamo, i genitori ovviamente ringraziano chi ha aiutato, però insomma questa è una storia di ordinaria follia successa diciamo nella civilissima Bergamo. Poi altre notizie, questa è una curiosità che fa anche sorridere. Vita da ladro di nonno Jesus, 89 anni, il primo fermo nel 74, l'ultimo colpo a Roma. Chi è questo 89enne ladro incallito in questo caso? Preso in centro con 1.000 euro di bottino, subito libero, decenni di furti dalla Liguria a Trieste. Nella scheda diciamo, viene pure da sorridere, si chiama Jesus Guarin Diaz, 89 anni, colombiano, compie furti in Italia da 52 anni almeno e rimane a piede libero. Una storia da 52 anni. 52 anni, è il suo lavoro, quindi il suo lavoro. È già in età pensionabile, quindi insomma. L'ultima notizia invece è una notizia diciamo, che diciamo, è vicina ai nostri amici del Salento, ma ci riguarda diciamo, perché si tratta di maltempo. Questo che vedete a sinistra, che vi sottolineiamo così con la penna rossa, è l'Arco degli Innamorati, fotografato, super social, insomma attrattore di chi va in Salento a gustare il mare del Salento. L'Arco degli Innamorati purtroppo a causa di una mareggiata è crollato. Questo è il risultato diciamo, di questi giorni, la bellezza fragile sbriciolata dalla natura, un altro monito che dovrebbe farci riflettere insomma, su quanto siamo davvero fragili. Su come sta cambiando il clima. Grazie Luca e grazie a tutti voi per essere stati con noi. Noi ci fermiamo qui, domani ci sarà un'altra puntata di Buongiorno Sicilia alle 8. Noi ci diamo appuntamento alle 13:30 per TG Sicilia. Grazie per essere stati con noi. Buongiorno Sicilia.